restino nei comuni e non vadano a Roma. Sulla possibilità che questo avvenga, così come vorrebbe il governo Monti, la Lega di Bassano prende posizione. Trasferire dai comuni allo Stato la tesoreria comunale. Anche Bassano dice no. O almeno questo chiedono i consiglieri della Lega Nord, Finco, Todaro e Bizzotto, che hanno redatto un documento da far sottoscrivere a tutti i consiglieri e da consegnare ai parlamentari veneti perché se ne facciano portavoce a Roma. Per i comuni, spiegano, l'idea di Monti comporterebbe una drastica riduzione dell'elasticità di cassa e vantaggi finanziari più bassi e non contrattabili. I servizi e i relativi interessi, infatti, non potranno più andare a gara tra istituti di credito e i municipi dovrebbero percepire le sole indicazioni della Banca d'Italia, senza benefici concreti per il territorio. Anzi, le imprese che già si vedono liquidare con tempi lunghi li vedrebbero allungati ulteriormente, senza contare che gli enti locali perderebbero oltre 8 miliardi e mezzo di euro in 3 anni di interessi. Una prevaricazione del governo, attacca la Lega, che poggia una pietra tombale sugli amministratori già alle prese con l'IMU che andrà al 50% allo Stato. Cosa devono fare i sindaci, si interroga il Carroccio, gli esattori delle tasse per lo Stato? La mozione va votata in fretta, suggeriscono Finco, Todaro e Bizzotto, visto che il decreto impone di trasferire la prima metà di disponibilità liquida entro fine febbraio.